Vicenza, fiumi in piena allegamenti, ma la situazione è in miglioramento. Domani riapertura delle scuole, il sindaco senza bacino di laminazione, sarebbe stato il disastro, stadio invaso dall'acqua, partita di domenica in forse. Bacchiglione osservato speciale a Padova, dove la piena transiterà in serata e soprattutto la zona dei Colle Ugani delle Terme è quella più colpita dal maltempo. Ad Arabba una valanga con un fronte di 100 metri è caduta poco dopo mezzogiorno in pista. La massa di neve ha coinvolto 2 sciatori usciti incolumi in autonomia, esclusa la presenza di altre persone. Il punto col presidente Zaia, l'assessore Bottaccin nella sede della protezione civile a Marghera. Piogge come nel 2010, firmato lo stato di crisi, prolungata l'allerta rossa. Il femminicidio di Bovolenta, la 41enne Sara Burattini uccisa nel giardino dell'abitazione della madre, le ricerche del compagno Alberto Pittarello nel corso d'acqua sospese per colpa del maltempo. Le indagini sul delitto proseguono, domani l'autopsia sul corpo della donna che se n'era andata di casa 2 settimane fa, sarebbero 2 fendenti risultati mortali. A Casallo di Treviso Sud la protesta degli agricoltori, 400 i trattori arrivati da tutto il Veneto, in tangenziale una colonna di mezzi lunga 1,5 chilometri. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, in primo piano l'emergenza maltempo che sta colpendo tutto il territorio che noi vi stiamo raccontando minuto per minuto con le nostre dirette. Ora vediamo quello che è successo nella giornata di oggi nel Vicentino. Il servizio. Questo è il risveglio di Vicenza, tra le città più colpite da quest'ondata di maltempo che ha mandato sott'acqua la zona di Sant'Agostino, lungo la roggia di Oma che sfocia nel Retrone, allagati alcuni condomini in viale Fusinato e sott'acqua anche lo stadio Menti, interdette al traffico, le vie limitrofe, stadio la cui situazione dal sorvolo effettuato con l'elicottero della Guardia di Finanza stamani con sindaco e prefetto appariva così. Fra un paio d'ore arrivano altri a darci il cambio a supporto. Sapete già in quali zone sarete destinati? No, noi siamo destinati qua perché è prevista per tutta la notte prosciugamento perché dell'acqua ce n'è tanta. Vigili del fuoco e volontari operativi per centinaia di richieste di intervento. E anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è operativo sul territorio, abbiamo 100 uomini del Comando Provinciale che sono impegnati nelle operazioni prevalentemente di prosciugamento delle strade e dei sottopassi. E a questo si aggiunge anche la richiesta di soccorso ai comandi provinciali di Verona, di Padova e di Treviso, quindi addirittura anche con l'ausilio proprio delle unità navali di soccorso che in questi casi sono prontamente operative. Interventi principali che hanno riguardato prosciugamenti di cantine e garage, ma anche persone portate in salvo perché rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate. Oltre a 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, che sono state evacuate con l'elicottero. Evacuati con un gommone 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Mario Sticana. E stamattina è stata disposta anche la chiusura della tangenziale di alcuni ponti della città. Livello alto del Retrone, per cui fino al pomeriggio sono state invitate le persone a spostare i veicoli da strade e piazzali, specie in zona industriale, mentre il livello del Bacchiglione, che fu il principale responsabile dell'alluvione del 2010, si sta lentamente abbassando, anche grazie all'apertura del bacino di laminazione di Caldogno e dell'Orolo, che hanno raccolto 1.600.000 metri cubi d'acqua, che altrimenti si sarebbero riversati su Vicenza. Siamo anche stati tra le case allagate, tra strada Casale e Debba, abbiamo raccolto la voce dei residenti. No, dappertutto è così, è un disastro. Dovunque vai, dovunque ti trovi, sei sempre imbagnato. Se non fossero stati aperti i bacini di laminazione sarebbe stato ancora peggio. Sì, ancora peggio, sì, per fortuna hanno perso Caldogno, lì hanno aperto prima del cavalcavia, è sott'acqua dentro. Cioè, lavorano per togliere l'acqua. Beh, tutta la parte bassa, e la taverna, i garaggi, cosa vuoi che vi dica? Ma non è mica la prima volta, sa, è già 3 volte che io vado sotto acqua. Ma sono stato risarcito, però ho dovuto ridare i soldi indietro. Dobbiamo ringraziare i nostri politicanti, quelli che tengono puliti i fiumi, però non si deve pulire i fiumi perché ci sono
le nutrie perché devono vivere anche loro, è giusto, però noi dobbiamo vivere così. E non è un riva al lago, però sembra di essere al lago di Garda, in effetti, no? Il fiume quanto dista da qua? Il fiume è 30 metri, il fiume è a 30 metri, ma questo qui è sul bordo del fiume, del canale. Come siamo messi? Che abbiamo tantissima acqua, abbiamo posizionato i sacchi nelle porte, sta scendendo piano piano, però siamo in attesa. Ha portato la pompa? Sì, certo, ho portato la pompa laddove fosse necessario, io ci sono. Allora, io ho passato la notte qui e adesso siamo qui da stamattina alle 9. 9 e mezza. Avete guardato il livello, i bollettini? Sì, sono venuti i signori della protezione civile, li abbiamo contattati. Sì, insomma, siamo qui, monitoriamo, poi non è che si può fare molto finché l'acqua non cala. No, grazie, siamo a posto. Ma per fortuna avete messo, sì. Che cosa avete fatto? Abbiamo messo i sacchi di sabbia. Meno male. Vi siete salvati. Sì, grazie. Che altro, io vengo da Mestrino e vengo a lavorare fin qua. Stamattina è stato un macello entrare, però bisogna pure lavorare, insomma. Certo. Sono 2 macchine che sono sotto acqua e abbiamo portato un gommone per portare sabbia là. Ci siamo salvati, si sono salvati con il discorso dei bacini di laminazione, però adesso probabilmente la natura in questo periodo ha questo tipo di soluzione. Danni del maltempo anche a Pianezze, frane il terreno, un'abitazione resta in bilico. Grossi massi piombano nell'area sottostante, un'intera fiancata di collina precipita. Paura martedì mattina a Pianezze, tra via Roma e via Oldelle, dove a causa della pioggia abbondante delle ultime ore il terreno sotto un'abitazione dove vive una donna di 86 anni è inesorabilmente franato, lasciando l'edificio in bilico sul vuoto. Il guaio è sufficientemente grande perché è scesa proprio parte della roccia della collina che teneva sulla casa, quindi è un po' un pericolo. Ma si tratta di massi grandi quanto? Giusto per far capire alla gente. Stime dei vigili del fuoco, 500 quintali ogni masso. E tutto questo causato dalla fragilità del territorio, soprattutto il nostro territorio collinare, e a cui si aggiunge questa pioggia che continua incessantemente da più giorni. Sì, purtroppo il terreno argilloso che abbiamo addirittura si appesantisce molto, quindi sicuramente le piogge sono responsabili di tutta questa attività. Insomma. Adesso tutta l'area è transennata, cosa dovete fare voi? Entro domani mattina dobbiamo sgomberare perché il torrente è semi-ostruito e bisogna sgomberarlo assolutamente, quindi con polvere, non so con che scavatore, dinamite o quant'altro dobbiamo provvedere a rimuovere il deflusso dell'acqua perché diventa sempre più pericoloso lasciarlo lì. E intanto la casa è a rischio, cioè l'abitazione lì è a rischio ora. Beh, il marciapiede è sospeso nel vuoto, quindi non si può per ora lasciare che la gente dorma lì. Già in mattinata il sindaco Vendramin ha firmato un'ordinanza di evacuazione dell'abitazione e divieto di passaggio nell'area circostante la casa, ma la guardia resta molto alta. L'attenzione dei comuni, soprattutto dei comuni del territorio collinare montano, è sempre più alta. Lei lo conferma anche con i lavori che sono stati portati avanti negli ultimi tempi. Sì, dal 2005 in poi abbiamo speso centinaia di migliaia di euro sulle colline per consolidarle. I lavori fatti hanno fatto i loro frutti. Questo è un evento inaspettato, è partita una collina che ci pensava eternamente solida. Insomma. Certo che adesso questa cosa però fa paura, spaventa. Sì, perché sei sicuro su tutto, no? Ma l'importante è che non si sia fatto male a nessuno, che tutti siano adesso al sicuro. E situazione maltempo sotto controllo a Padova, osservato speciale il Bacchiglione che con la piena arriverà da Vicenza nelle prossime ore. 150 mm di pioggia in 24 ore è l'acqua caduta su Padova, quantità paragonabile a quella registrata in occasione dell'alluvione del 2010. E ora il grande osservato speciale è il fiume Bacchiglione. Detto che in città non si sono registrati danni o feriti, gli unici eventi sono stati la caduta di un albero in centro, nei pressi della tomba di Antenore, e l'allagamento di qualche porzione di strada qui e là e di un sottopasso. L'attenzione del COC, il centro operativo aperto in queste ore, è ora rivolta alla Paltana, l'area golenale in zona Bassanello, dove ci sono sia abitazioni che impianti sportivi. La zona dove noi siamo preoccupati, la zona più esposta è la zona della Paltana. È un'area golenale, quindi un'area molto esposta al fiume, dove noi abbiamo delle residenze, delle abitazioni e anche degli impianti sportivi.
Il Comune ha firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività sportive, verrà sconsigliato di percorrere gli argini e verrà spedito per la prima volta un SMS ai 700 iscritti alla lista per la prevenzione delle criticità idrogeologiche. Manderemo a chi si è iscritto l'SMS dell'Alert System, è un servizio al quale invito i cittadini di iscriversi, il numero di telefono lo si trova sul sito del Comune di Padova, è uno strumento efficace per rimanere aggiornati rispetto alla situazione meteo. La Protezione Civile sarà presente alla Paltana con una stazione mobile, mentre per quanto riguarda i sacchetti di sabbia da mettere a protezione delle abitazioni, la Protezione Civile di Vigo d'Arzere ha dato la disponibilità a Padova di consegnare quelli che ha già pronti in magazzino, ma anche a prestare il macchinario che consente di preparare altri sacchi di sabbia in tempi stretti. Maltempo che nel Padovano ha colpito soprattutto la zona dei Colli Euganei e delle Terme Euganee. Questa è la situazione a Creola, siamo ai piedi dei Colli Euganei, a ovest di Padova. E la situazione è veramente impressionante. Il ponte è stato chiuso perché, come avete visto, l'acqua ormai lambisce la strada, arriva all'asfalto e la situazione potrebbe peggiorare. Per questo il ponte è stato chiuso con la Protezione Civile a controllare, a monitorare soprattutto la situazione, perché come vedete l'acqua ormai ha invaso la carreggiata. Una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco tra Padova e Vicenza, anche a causa dell'esondazione di alcuni canali, della caduta di alberi e allagamenti di garage scantinati. Nella zona dei Colli Euganei, in particolare tra Rovolone e Abano, parecchie le strade allagate e chiuse al traffico. È esondato lo scolo consortile Nina a Bastia di Rovolon, allagando alcune abitazioni, come si vede dalle immagini girate da Luca Tecchiato. In generale, molti di questi allagamenti si verificano perché non è adeguato lo sviluppo della rete di scoli e canali che richiedono manutenzione. Per adesso è sotto controllo, io confido anche che possa smettere un po'. Comunque questa zona è stata veramente quella che ha avuto a livello bacino più piovosità, abbiamo avuto circa 150 mm di pioggia. Intanto ad Abano Terme, in particolare nella zona di Monte Ortone, alcune strade sono state chiuse al traffico perché l'acqua ha ormai invaso la carreggiata. Al lavoro Protezione Civile con i suoi volontari, gli uffici tecnici del comune, la polizia locale e i vigili del fuoco. La situazione è abbastanza sotto controllo, abbiamo alcune zone ancora in difficoltà, via Pillon, via Sartorio, abbiamo chiuso via del Gallo stamattina. Ai cittadini cosa diciamo? Di fare massima attenzione, di rispettare i divieti di circolazione dove ci sono, perché ieri abbiamo tirato fuori alcune macchine che avevano voluto passare nonostante il divieto. Raccomando a tutti la massima prudenza e raccomando poi a chi ha bisogno di sacchi di sabbia di andare ai magazzini comunali, perché i volontari di Protezione Civile li stanno preparando. Per queste zone servirebbero però bacini di laminazione già progettati dai comuni con spese importanti che attendono finanziamenti. Con questi 4 bacini sicuramente riusciremo a impattare molto meno sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini. Sono progetti che abbiamo presentato del valore di oltre 7 milioni insieme al Consorzio di Bonifica, attendono un finanziamento, li abbiamo presentati almeno da un paio d'anni. In provincia infine disagi anche a Rovolon per una frana che è caduta nella frazione Belvedere senza causare particolari danni, mentre a Bastia le scuole sono rimaste prudenzialmente chiuse. Complessivamente la Protezione Civile ha impegnato 36 squadre e 300 volontari nelle ultime ore in provincia, ma la situazione al momento è sotto controllo. La situazione è sotto controllo, non sono grossi problemi. Speriamo che il tempo regga, per cui non vedo grosse necessità. E chiudiamo per il momento la pagina del maltempo con le immagini che arrivano dal Vicentino, da Montegalda e Torri di Quartesolo. Da una parte a preoccupare il Bacchiglione, dall'altra l'osservato speciale è il Tesina. Con le nostre telecamere siamo andati a Montegalda e a Torri di Quartesolo. L'emergenza maltempo non risparmia quest'area della provincia. Chiuso il ponte sul Tesina, gli uomini della Protezione Civile hanno montato le paratie di sicurezza. Il livello del fiume è salito costantemente in giornata, ma non è arrivato a toccare quota 7 metri come era previsto questa mattina.
I 7 metri è una soglia di sicurezza, cioè di sicurezza, di allarme estremo, che è meglio che non sia superata. Comunque il fiume dopo i 7 metri potrebbe cominciare a minacciare le spallette del ponte. Ormai abbiamo una certa consuetudine con questo ponte, le paratie vengono montate appunto quando si prevede che possano toccare la quota 7 metri o oltre. Domani le scuole a Torri di Quartesolo riapriranno, mentre rimarranno chiuse a Montegalda e a Montegaldella, dove il Bacchiglione e la rete idraulica secondaria stanno mettendo in forte difficoltà il territorio comunale. La situazione è critica ma stabile, continuano a permanere problemi sulla rete secondaria, quindi abbiamo i canali che abitualmente portano via l'acqua dalle campagne e dalle strade comunali che in questo momento non riescono a defluire nel Bacchiglione perché l'accumulo di acqua e le continue precipitazioni sono troppo abbondanti. Per quanto riguarda il Bacchiglione, quindi la rete primaria, c'è stata la tracimazione sulla strada provinciale che unisce Montegalda a Montegaldella, ma questa è abbastanza usuale in quanto quella è un'area di golena. Al raggiungimento dei 6 metri abitualmente il Bacchiglione tracima su quest'area, che ci ha in qualche modo obbligato a chiudere la strada provinciale. A bordo di questo carretto e grazie ad un trattore di un volontario della Protezione Civile abbiamo raggiunto la casa, la famiglia che è isolata da molte ore qui nel comune di Montegalda. Dentro in casa ci sono delle infiltrazioni, ma non più di tanto. Abbiamo una pompa sommersa che butta fuori continuamente e sperando che cominci a calare. Perché sennò... Siete isolati da parecchie ore? Da stamattina in pratica. Da ieri sera, stamattina e stanotte. Quante famiglie ci sono isolate in questa zona del suo comune? Queste sono semplicemente 2 famiglie, le altre sono raggiungibili con i mezzi della Protezione Civile e hanno un'entrata d'acqua nelle case, però non sono isolate, quindi sono raggiungibili. Queste sono quelle isolate. Ci spostiamo ora nel Bellunese. Una valanga è caduta poco dopo mezzogiorno ad Arabba. La massa di neve ha coinvolto 2 sciatori usciti incolumi in autonomia. Gli uomini del soccorso alpino di Livinallongo hanno avviato una prima ricerca con ARTFA risultata negativa per escludere la presenza di persone sepolte. Con il supporto di una squadra di soccorritori chiamata in rinforzo è stata effettuata la bonifica della superficie della valanga. Fortunatamente non si registrano altre persone coinvolte. Torniamo ora a parlare di maltempo, facciamo il punto con il presidente Zaia e l'assessore Bottaccin. È un evento che va catalogato nella storia del Veneto come un grande evento alluvionale, e al punto tale che i dati della piovosità sono dati equiparabili sicuramente a grandi eventi come quelli di Vaia, piuttosto che molto vicini a quella che è stata la grande alluvione del 2010. Io vi dico solo questo, vi dico che comunque il Veneto oggi è attenzionato perché abbiamo provincia di Vicenza, provincia di Padova, il Bisato che spinge e quindi Battaglia Terme, quelle zone lì, la provincia di Verona, la Val d'Alpone, Monteforte d'Alpone e poi piovosità in generale. Per questo la Regione ha chiesto lo stato di crisi, ma se non ci fossero state le opere, ha evidenziato il presidente Zaia, per il nostro territorio sarebbe stato un disastro. Abbiamo aperto il bacino di laminazione di Montebello, il bacino di laminazione di Caldogno e il bacino di laminazione dell'Orolo e complessivamente abbiamo invasato circa 6 milioni di metri cubi d'acqua. Questi 6 milioni di metri cubi d'acqua, se non ci fossero stati i bacini di laminazione, si sarebbero riversati in parte su Vicenza e in parte su altri centri abitati. Insomma, direi che il dato oggettivo è questo. 23 bacini di laminazione in pancia, 13 già messi a terra, gli altri in via di lavorazione, ma dice Zaia serve un altro miliardo di euro per completare le opere idrogeologiche. Per opere diciamo pronte almeno 1 miliardo di euro. Il Veneto ormai si è attestato come la regione che ha messo a terra un modello unico nel suo genere già dal 2010 con la prima alluvione. Abbiamo dimostrato che le opere, se si fanno, servono, non sono inutili e soprattutto prevengono un sacco di danni.
danni, perché oggi noi faremo una conta dei danni che sarà infinitesimale rispetto al disastro che avremmo avuto ad esempio a Vicenza. Abbiamo messo a terra quasi 600 milioni di euro di opere. Io ho fatto un piano da 2 miliardi e 7, quindi abbiamo realizzato anche molte altre opere che non sono magari visibili ma sono strategiche, che so, gli argini, i muretti fatti a Soave piuttosto a contenimento del Tramigna, piuttosto che per il fiume Bisato o altro. Attenzionata anche la situazione neve a causa dell'incremento delle temperature. Neve ce n'è stata tanta, sopra i 1500 metri, c'è un rischio valanghe importante. C'è lo scirocco, quindi anche il mare riceve poco, le temperature si stanno alzando, però siamo fiduciosi. Contiamo che verso fine giornata, insomma nella nottata, si possa anche cominciare ad apprezzare il calo del livello dei fiumi, a meno che non arrivi un fortunale e piova ancora tanto. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? I fenomeni prevediamo che siano in attenuazione nel corso della giornata fino ad esaurimento in serata, poi dopo ci sarà una pausa, pioverà ancora da domani sera e venerdì, però con precipitazioni molto più contenute rispetto a quelle che ci sono state nelle ultime ore. E con la cronaca ci spostiamo nel Padovano, il maltempo frena le ricerche di Alberto Pittarello. La piena del Bacchiglione provocata dal maltempo ha costretto i vigili del fuoco a sospendere le ricerche di Alberto Pittarello, il 39enne compagno di Sara Burattini, la donna di 41 anni uccisa a coltellate a Bovolenta. Il furgone è stato individuato in un punto preciso del fiume a 5 metri di profondità. La visibilità scarsa e la forte corrente hanno ostacolato le operazioni dei sommozzatori riprese questa mattina. Gli uomini si sono fermati ad 1 metro di profondità. Per il personale dei vigili del fuoco che deve operare valuterà le condizioni, hanno valutato le condizioni che non sono idonee per poter portare a termine l'intervento. Il furgone dell'uomo è stato individuato. Il furgone è stato individuato di massima, chiaramente non è possibile raggiungerlo al momento, quindi attenderemo un successivo intervento. Non abbiamo potuto raggiungerlo, i vigili del fuoco non hanno potuto raggiungerlo, quindi siamo in attesa di un ulteriore intervento al migliorare. Al momento non possiamo escludere nulla, insomma aspettiamo che l'intervento dei vigili del fuoco confermi o meno quello che ipotizziamo e una volta scartate le ipotesi che non possono essere percorribili, valuteremo anche il resto. Le ricerche riprenderanno domani. Impossibile per il momento stabilire se incastrato nell'abitacolo ci sia il corpo di Alberto Pittarello. Potrebbe essere anche stato sospinto via dalla corrente. Non si esclude poi che possa trattarsi di una messa in scena e che il 39enne possa essere in fuga. Sull'argine del Bacchiglione a Camolina, 2 chilometri dal luogo dove è stata uccisa Sara, ieri sera i carabinieri avevano notato i segni di pneumatici e alcuni pezzi del telaio di un furgone compatibile con quello guidato da Pittarello. Tra l'erba poco lontano anche il suo cellulare. 2 settimane fa la richiesta di ferie proprio per martedì 27 febbraio con la scusa di dover consegnare un motorino alla figlia adolescente. Alberto Pittarello dunque potrebbe aver premeditato a lungo l'agguato mortale a Sara Burattini dopo che lei 15 giorni fa aveva deciso di lasciare la loro abitazione e tornare a vivere a casa della mamma. E a proposito, nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l'autopsia sul corpo di Sara Burattini. Sara Burattini è stata colpita da oltre 20 coltellate, tutte ricevute mentre era di spalle. I colpi mortali però potrebbero essere stati 2 al collo e alla spalla, poi il suo assassino è infierito barbaramente. Domani è stata fissata l'autopsia. Il corpo di Sara è stato trovato riverso vicino al capanno nel giardino dell'abitazione di Viale Italia, dove era tornata a vivere insieme a sua mamma e a sua figlia 14enne. L'arma del delitto, un coltello da caccia con una lama di 15 centimetri, era accanto al suo cadavere. Dopo un rapporto durato oltre 15 anni, sembra che Sara avesse deciso di separarsi dal compagno Alberto Pittarello, tecnico, caldaista, padre di sua figlia. Solo i familiari sapevano di questa separazione e Sara era tornata a casa della mamma che era rimasta vedova ad ottobre. Ieri mattina la donna è uscita senza infilare la giacca e si è diretta verso il capanno del giardino. La madre, che era all'interno della casa, dopo un'ora, non vedendo la figlia, è uscita e ha scoperto la tragedia e ha accusato un malore. La 41enne lavorava come assistente alla poltrona in uno studio dentistico, molto sportiva, appassionata di fitness e di corsa e molto legata alla figlia. E ora cambiamo decisamente argomento. Come annunciato, si è tenuta regolarmente la manifestazione degli agricoltori, oltre 400 i mezzi che hanno sfilato lungo la tangenziale di Treviso.
Una fila lunga oltre 1 chilometro, quella dei trattori che hanno raggiunto l'uscita di Silea della A27 per la manifestazione organizzata dal locale gruppo spontaneo di agricoltori trevigiani. Un serpentone è partito questa mattina presto da più parti, un gruppo da Resana con una delegazione dal Padovano, un altro da Cornuda con una folta presenza di trattori dal Bellunese, hanno formato in tangenziale a Treviso un'unica colonna ordinata verso lo spiazzo concordato ai piedi del cavalcavia della Via del Mare. Tanti i cartelli che spiegavano le diverse sfaccettature della manifestazione. Oltre 400 trattori e 500-600 persone che sono venute anche con le proprie auto a sostenerci. L'obiettivo è quello di sostenere i movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa. Ci teniamo a ribadire che questa manifestazione non è né politica né con scopi associativi, ma solo a sostegno dell'agricoltura italiana in primis ed europea. Perché il mercato è comandato dalle multinazionali e da forti interessi economici che in mano a pochi e che hanno altri interessi sotto. La manifestazione si aggiunge alle altre che si sono svolte e che si svolgeranno in tutta Italia e che fanno capo ai comitati riuniti agricoli e a Danilo Calvani. Sì, abbiamo fatto partire questa cosa impegnativa sotto tutti gli aspetti, perché non siamo una struttura organizzata come lo sono i sindacati. Voi avete organizzato in tutta Italia ma senza bandiere di partito e bandiere di sindacato. Assolutamente sì, perché altrimenti questa cosa ci avrebbe diviso. Se io dico che sono di un partito, lui dice che è un altro, questa cosa non prende piede. Abbiamo avuto l'esperienza nel passato su questo, quindi abbiamo usato quegli errori fatti in passato e questa volta siamo riusciti nell'intento. 37 giorni sono tanti. Mobilitazioni che molto probabilmente porteranno ad un incontro tra i comitati e la Premier Meloni, ma intanto sicuramente ad un'altra grande manifestazione a Roma. Abbiamo chiesto che lei sia presente alla nostra manifestazione grossa che ci sarà il 2 marzo a Roma in piazza Santi Apostoli. Da mezzogiorno in poi avremo anche un incontro con la Commissione europea che scende lì, perché gli abbiamo consegnato un documento dove lei stessa, dove abbiamo fatto notare tutte le violazioni delle leggi italiane ma soprattutto anche europee. Manifestazione che vedrà anche una rappresentanza del Veneto, agricoltori che intanto con la protesta odierna hanno dimostrato la loro compattezza, coinvolgendo anche un settore molto importante come quello dei contoterzisti, da sempre a metà tra agricoltura e artigianato. L'agricoltore qui in provincia di Treviso, il 90% delle lavorazioni viene fatto da noi contoterzisti, perché non sarebbe in grado di sostenere le spese per l'acquisto dei macchinari. Quindi ce li accogliamo noi, prendiamo le macchine e andiamo a lavorare per loro. Ecco, voi che girate per tutte le aziende, però qui è un'isola felice col Prosecco, diciamocelo. Sì, è un'isola felice col Prosecco, però non per questo non dobbiamo combattere per l'agricoltura. Purtroppo io non mangio Prosecco. E per questa edizione è davvero tutto, vi lasciamo ora alle previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Prosegue la settimana all'insegna del forte maltempo. Il mese di febbraio si chiude con condizioni ancora instabili. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni al mattino sparse o assenti, ma nel corso del pomeriggio via via più diffuse, anche moderate in serata. Neve dai 1900 metri sulle Prealpi, dai 1500 metri sulle Dolomiti e il rischio di valanghe sarà marcato sull'arco alpino, grado 3 della scala. Temperature stazionarie minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo maggiori spazi di sereno, specie in mattinata, più nubi però con il passare delle ore e dalla serata probabili deboli precipitazioni. Temperature minime sui 6-10 gradi, massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo parziali schiarite alternate ad annuvolamenti e poi in serata le prime piogge. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.